Questa invece c'è uno, praticamente sapete che c'è la gente, la febbre del gioco. C'era uno che era proprio malato del gioco delle carte, ma giocavano con grandi soldi, proprio il mago, sapeva uno è malato. Allora organizza una sera una bella giocata a poker, erano lui, insomma parliamo di gente miliardario, chiama la Cacan e ci dice, la Cacan, dice ne vedremo più tardi, giocavamo un pokerino, dice non ti preoccupare, chiamano Agnelli, ci dicono Agnelli, guardi ci vediamo domani sera, per tutto organizzato e ci ha settato che era Agnelli, la Cacan, tutti i miliardari, perché chi ci sta sietto? Comincia a giocare, aveva l'ultimo miliardo, perciò giustamente Chido Mischino non voleva forzare e Chido ci dice ma non ti preoccupare, io... Vabbè, la serata era favolosa, se la sente, sapete quando uno aveva serata che passano i carte? Allora i carte finalmente gli rimane l'ultimo miliardo, piglia Agnelli fa 1 miliardo, se vota la Cacan per 3, quella aveva poker nelle mani, dice no, ce l'è fare. Allora, siccome non aveva tutti questi soldi, ci fa, dice, picciotti, io non lo so perché mi mancano i contanti, la Cacan, ma che problemi ci sono, Fenoace, me l'hai detto io, me l'hai detto me, non ti preoccupare. Dice no, comunque, siccome io sono serio, non vi preoccupate, io garantisco con la mia vita. Cioè, su un ciabac stanno i piccioli, dice, se perdo, piglio, me rapo e mi ecco un baicone, così io garantisco, dice, ma non fare queste cose, non ti preoccupare. Cominciano a giocare, dice vedo, la Cacan tira full das, si vota Iddo, poker di regine, si vota Agnelli, state fermo, in palermitano, vabbè, dice scala reale, patapuff, Iddo, ma tu sapevi, mi sono rovinato, basta, mi ecco un baicone, no, non fare così, mi ecco un baicone, apre la finestra, piglia e secca un baicone, ora, era dal grattacielo, mi scrivo qualche centesimo piano, mentre cominciava a scendere se ne cominciava a piangere, ma sogno un cosa inutile, mi sono rovinato per i kite, che sogno disonesto, e comincia a imprecare, Signore aiutatemi, San Bitticchio, San Cristoforo, San Paolo, tutti i santi, se mi aiutate vi giuro un capame vita, dice che non giocherò mai più a carte. Mentre sta a peccare che era arrivato 40esimo piano, al 20esimo piano comincia a levitare, vum, 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 19, 18, 17, 16, giusto va a passo una ceduzzo, chip, vedo. Stavo parlando, no, di quando noi uomini tocchiamo l'ultimo gradino. Quando la nostra compagna, la nostra moglie, la nostra ragazza, chi che sta vicino a noi, comincia a tagliare chi che fa la televisione. Chi che fanno i cinema e cominciano a cercare discorsi, no? Ma che simpatico di Tom Cruise. Ai. E da parte no, ma che sta italiano? Ma non è là l'occhio, qui è che sta, ma chi è Tom Cruise? Io sto paghi, io metto 50, che cosa sta italiano? Oppure continuano ancora, no? Ma quando è simpatico di Kevin Costner, di spada, di stiamo facendo pezzi, ma che sta italiano, ma che dici? Perché noi veramente non riusciamo ad incamerare questa cosa che ci può essere un altro mascolo che ci può togliere la donna, poi addirittura quando... ma perché l'ha visto a Sean Connery, più vecchio si fa e meglio diventa. Ma che sta incucchiando? Ma che si dice? Ma non è là l'occhio? Ma perché non sai? Ma che cosa? Ma perché non sai? Tutte puppe so. È assurdo! È assurdo! Ci difendiamo? Mi dovete credere. E ci difendiamo bassamente, perché non è corretto. Noi pur di difendere il nostro orgoglio maschile, no, ci vengono tutto puppe. Non è giusto, non è corretto. Ora chiedo scusa, io ho nominato solamente Kevin Costner, Tom Cruise, non vorrei aver dimenticato qualche, non lo so, status symbol maschile, non lo so, c'era qualcun altro? No, signorina, Banderas è pop originale, che cosa... Come? No, diciamo, no? Per un altro diventa puppo magari Tyson, che se tu sentissi chi dice... Chi è che mi richieste un ducato tanto così? E ne facesse cantare tutte le canzoni dei cugini di campagna senza bisogno di fassetto. È assurdo, veramente è assurdo. Però
Io prendo spunto da questo, perché vai, De Caruso è beata Dani, è stata assattata a non mi ha tagliato manco mia figlia, dai, è stata si è messa a tagliare solo sto coso. Perché veramente noi in un certo senso dobbiamo cercare di migliorare le cose, un po' se è sincero, sì. No, dico, ma è sincero, io come cristiano, perché sono troppo rosso, in questo senso dicevo, no? Vorrei raccontare quella del costume, la racconto ora o la racconto dopo? Ora, anche perché, diciamo la verità, queste case sono aiutate, sono agevolate, tutto quello che hanno, ora spunteranno con dei costumi che sono fino da un mondo. Io mi ricordo quando era Caruso io, i costumi erano una specie di cilicio. Non era una cosa bella da mettere, manco un da state. Ora ci sono dei costumi che uno si mette in gordo, si fa e si asciugano. Quando era Caruso io c'erano costumi da bagno, quando erano fatte di lana, giusto? Erano di lana e autere sta maniera e inizialmente pesavano 3 kg, giusto? Di lana, 3 kg. Che appena uno si faceva il primo bagno, pare che si succavano tutta l'acqua dal mare, no? E restava qua. E il costume di 3 kg diventava 3 kg e 300 grammi. Non se ne andava manco su d'uno, si munceva come pazzo, per niente. Secondo bagno, popete, 13 kg e 300 grammi. Non parliamo su dove casa poi uno si assettava, andava a sabbia. In ginocchio ne battevano come pazzi, giusto? Perché non se ne andava via per niente. Non andava via. E la cosa, veramente la cosa simpatica, che noi di lì cominciavamo a mettere questo costume che era un baro di pantaloncini di questa maniera. Dopo il primo bagno diventava un baro di bermuda, e alla fine della giornata era un baro di pantalone a zampa d'elefante. Potevamo camminare tranquillamente che i pantaloni a zampa d'elefante, mentre ora anche per i maschietti, non è che hanno costumi. E hanno un filo interdentale. Non c'è bisogno, manco che se non hanno, andavo al magazzino, trasano, andavo alla farmacia, vedesse un po' di cudetta, sa passo, e si pone a fare un bagno. Dice, Ponte, studia! E io studiavo. Quasimodo, questi che con poco ti dicevano tutto. Ognuno sta solo nel cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Ah, vorrei rilla, cioè, chi dite? Cioè, chi sto con me, c'è Ponte studia, ma chi c'è studiare? Cioè, faccio un riassunto, ma che riassunto? Già è scritto, commentala, chi ti dice? Ognuno quelli è. Sta solo, forse puzza, non con la terra sprofondò, poi dice, chi sto, vedi che fu una chiave, un solo e non con la terra, ma io trasio, un raggio di sole, trasio pigliò un chilo. C'è trafitto da un raggio di sole e chi succede? Scuro. Vabbè, ma che venne fuori, cioè, queste cose, che poi c'è quella di Ungaretti che è bellissima. Mi illumino d'immenso. E non c'è scritto che ho la penna. No? Cioè, chi su la mattina si è alzato la mattina, la prima volta dice, la prima finestra, mi illumino d'immenso. Bella, scrivela che noi storiamo poi. Cioè, queste sono le cose che giustamente. Allora io ho detto, facciamo, pure io voglio fare l'ermetico. E allora una poesia mia ermetica è questa. No, vabbè, visto perché si parte. Torna, amore, senza te la casa è vuota. Mica, devo il testo tutto. Queste sono le mie poesie ermetiche. Ma al di là di questa... Io ci tengo a fare, adesso entriamo nella serietà, diciamo, dello spettacolo. Era d'agosto, ascoltatela attentamente perché è una vecchia poesia. Era d'agosto e un tenero uccelletto colpito dalla fionna d'un maschietto andossi a riposar con l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine d'un confessionale il parroco intravvide l'animale, ma pressato dai troppi peccatori che pentirsi volevano degli errori, richiuse le tendine immatinente e si rimise a confessar la gente. Mentre in ginocchio, pur stando a sedere, diceva ad ogni fedele le preghiere. Una donna, vedendo l'uccelletto, lo mise in caldo ponendoselo in petto. Ad un tratto ruppe il cinguettio e il gran silenzio nella casa di Dio. Qualcuno rise e il prete a quel vociare di nuovo abbandonò di confessare. Si arrampicò sul pulpito veloce e di lassù gridò a gran voce. Fratelli,
chi ha l'uccello, per favore, vada fuori dalla casa del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lesti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti quanti e statemi a sentire, sol chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, le donne si alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano di fora, il parroco gridò, sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, o figlie amate, io non volevo dire ciò che pensate. Poi si riprese, vi dissi e torno a dire, sol chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo a voce chiara e tesa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. A tal parole, nello stesso istante, le monache si alzarono tutte quante. Oh Santa Vergine, esclamò il buon prete, sorelle su, rientrate e state quiete che adesso va a concludersi, signori, la serie degli equivoci ed errori. Quindi vi dico adesso, piano piano, esca soltanto chi ha l'uccello in mano. Una fanciulla con il fidanzato che si era nascosto in un angolo appartato dietro una cappelletta laterale, poco mancò che si sentisse male, quindi gli sussurrò con viso smorto, tu dice, avevi visto, se ne è accorto. Finisco. Chiudo velocemente, poi la canzone la facciamo nell'altro intervento, dai, un messaggio per chi sta lassù. La canzone la facciamo, questa giusto per chiudere il momento delle poesie. Io ti amo, tutto quello che le donne vorrebbero, questa è una poesia di Stefano Benni, una poesia che io faccio con molto piacere. Io ti amo, quello che le donne vorrebbero dire agli uomini, o gli uomini alle donne. Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta voterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te, e il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo. E se non ti basta, solleverò i vulcani, e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, ma vaffanculo! Lascialo stare! Chiama mia moglie. Croci! Croci, e ne chiamo moglie. Sono tutto cose. Che cosa te ne è sembrato? Sì, niente, non mi passi tanto commento però. Però sai che te ne dire? Che? Che ogni volta che ci parlava da doti ci si illuminavano l'occhio. No, ma non è convinto. Sì, usai a moglie. No, secondo me non era così. Perché stava giocato con No, secondo me non ci piace. No, non ci piace. E allora? Ogni volta che ci parlava da doti. Ogni volta che ci parlava da doti, gli tu pare che attesava a ricchio, sai? È vero. Sì, si rianima. Mi stai sdennando? Ah, sì, mi stai amando, per favore. Può essere che si convinci. Sì, fai una cosa, tu ora piglia la piccerina, piglio tagliaeva e passacillo. Prima hai da fa sdraiare in terra, ci passa il tagliaeva prima da redi, poi la fai girare a panzalare e ci passa davanti. Va bene? Un solito zaudo. Quattro Vabbè, 4 pila. Ma se quando ne andiamo al giardino zoologico passiamo avanti alla gabbia dei scimmie, ci piacciono una festa, ci piacciono i scimmie. I nocciolini, ci piacciono i ci piacciono i nocciolini. Intanto telefonano, Rozzo. Perché? Ah, vogliono tornata. E che ci pare che ne portavamo una scimmia? Appunto. Ma cosa ti faccio? E ora che facevo? No, sei Ora esagerato. che facevo? Siamo l'unica famiglia del paese che c'ha i tendini dei finestri da parte da. E questo è vero. E perché? E perché vicini ne rialano. E perché ne rialano? E perché ne rialano. Per fare una reale, secondo te, no? Per essere sicuro di che su calata non mi durano mai la piccerina. No, esagerato. Questo. Tu pensi a mangiare? Dammi la mano. Bravo! E allora che cosa facciamo? Togliamo queste cose, le leviamo di mezzo, queste volgarità, e ti do questo, che ti può servire. Andiamo avanti. Il 5 maggio. Il 5 solo mangio. Il 5 maggio. Solo il 5 maggio, è tutto l'anno. Ehi fu! E se mangiava una volta l'anno, amore, questo non si discute, questo mi perdoni.
Manzoni, a chi dedica Manzoni il 5 maggio? Napoli Pietro. Napoleone! Ha suggerito male. Napoleone, questo grande condottiero. Dammi la mano. Sì, professore. Non hai studiato. Leviamo queste volgarità. Prendiamo queste cose, che queste servono. Queste. Andiamo avanti. Leopardi. Sì. Leopardi. L'infinito. Come gli è finito? Come gli hai finito? Leopardi. Picchi, che è successo? Non so, lei ha detto, sai come gli è finito? Come gli è finito? Ma di cui stiamo parlando? Leopardi. Leopardi dell'infinito, la poesia. Sempre caro. Vedi, segui il messaggio. Cosa ti vuole dire? Sempre caro mi fu quest'ermocollo. E lui ci va. Certo, perché? Sappi che è caro, ci va e poi si arrabbia. E non ci va, scusa. Ma come continua, come finisce questo poema? E il naufragar m'è dolce, Il naufragar m'è dolce in questo mare. Dico, lo capisci dove è la tragedia? Lo capisci? No, dammi la mano che non capisci niente. Metti qua dentro. Ignorante! Io quest'anno ti boccio! Cretino! Ignorante e cretino! Quasi! Fai schifo, fa! Cretino! Te ne sei andato, professore, che è successo non avevi idea! E poi si appicciò con me! Ma chi? Lo sai che è successo? Dove ne sai? Me l'ha raccontato la volta! Ma chi? Un Padre Giovanni, da cavallo! Non lo so, c'è che impazzia, cavallo e Cristiano morì una carrozza, sapete? Ma chi? Sì! Ma chi? Poi si sono andati alla boutique e Ermocole! Cioè, accattò quattro uffici con tanti a ammazzare la linea! Lo sapevi questo? Ma chi? Lo sapevi? Tu lo sapevi questo? E ti hanno a prendere con te! Tu lo sai! Ma il cavallo! C'è una femmina, una cavallina! Il mazzo, sì, ci appagnò un cavallo e se n'era tutto a mare! Ma chi? E naufragarono tutto in un mare di zucchero! Ma quale zucchero? Mangiò! Ma di chi stiamo parlando? Forse è venuto qua e mi viene a dire tutti i discorsi Ma di che stiamo parlando? Io non ti capisco, di che cosa stiamo parlando? Io non ti seguo nel ragionamento. Ma se non me lo fai capire che cosa vuoi dire? Io non lo so, Maria. Ma di che cosa stai parlando? Non lo fai capire di che cosa puoi parlare? Non lo capisco. Tu non capisci che vuole dire. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma è tutto cretino poi. Giovanni! Ancora qui a scherzare! Chi è che ci ha detto cretino? Chi ci ha detto cretino? Ma Dio, ecco, ci dice cretino. Non so, io parlavo con Totino. Hai studiato? Tutto Tutto hai studiato, parla con te. Vedi quel ragazzo, bravo, lui sì che poi te libero, tu che poi tasti. Vediamo. Che schifo, cosa ti mangiare? Professore, questi libri sono miei! Io non ti interrogo, se tu non rispondi alle domande io ti sboccio! Ti sboccio! Professore, io ho studiato tutto! E ora vediamo. Ho studiato Ti tutto! faccio una domanda importante. Parlami, perché sono famosi i carbonari? Dimmi perché. I carbonari Sì. sono famosi perché hanno contribuito alla realizzazione della Giovane Italia. Qual era il suo ristorante? Sì. La Giovane Italia era un movimento... Ma i carbonari perché? Dammi la mano! Perché? Perché sono famosi? Perché hanno inventato la carbonara, cretino! Cretino! Non capisci niente! Perché io non lo so! Non capisci niente! Perché io ho studiato! Che io ce li avessi chiesti a tuo cugino, le sapeva! Professore, io ho studiato! Un'altra domanda, se non sai questa ti screpento. Professore, ho studiato! Parlami della norma. La norma. La norma è un'opera. Bene, questo è bello. È un'opera di Bellini. Ma quello è bello. È un'opera di Bellini. E che ci va? È fatta in fasol. Ma quello fa solo, cretino! La norma ci vanno melanzane, ricotta salata e sugo, cretino! La mano! Il fasole, che cretino! Ti faccio l'ultima domanda. Ti faccio, dopodiché ti puoi omicidiare, perché te boccio. Ti puoi omicidiare. Io ho studiato! Che cosa abbiamo in comune? Sì. Noi siciliani con gli egiziani.
In comune abbiamo l'architettura... Cretino, una cosa sola abbiamo in comune. Che cosa abbiamo in comune? I sfinci, cretino! Perché i sfinci? Loro hanno quelli invece noi abbiamo i sfinci con la ricotta, cretino! L'hai capito? Bene Pietro, tu oggi hai la possibilità di guarire grazie a Braccialemus. E Braccialemus non costa niente. Quanto costa? Non ti dico 150, né 130, né 120, bensì 100. 100 ma 100 milioni. ma è fuori. Ma spese postali incluse. Ah sì? Certamente. Allora è buona. Allora Sì, è buona. però Pietro c'è una piccola cosa. Per funzionare Braccialemus tu ci devi credere. ci Devi credo. avere fiducia. Io ci credo. E allora se ci credi, urla al nostro pubblico il nome del talismano. Braccialemus. Urlalo. Vai Pietro. Braccialemus. Sì, Pietro. Più forte. Più forte. Braccialemus. Ancora una volta, urlalo. La vorrei però. Sì, bene Pietro, adesso dammi il polso che ti metto Braccialemus. Non successo niente. Aspetta, non hai ancora Braccialemus. Cano che andai ucciso. Che già ce n'è uno sano, te lo metto qui. E adesso Pietro fiducioso. Pietro, vai là dietro. Sai perché è bravo nel ring? Sì, lo so, vai Va- e credi in Braccialemus. Va bene, va Ci credi Pietro? Bravo Pietro, vai pure, attendi il miracolo. Bene signori, ma tu vai, succederà. L'ultimo Braccialemus, non vi accalcate. È veramente l'ultimo. E quel ragazzo là sopra. Sei stato bocciato? Sei stato rimandato? Vuoi recuperare i tuoi anni perduti? Braccialemus ti dà il seguente consiglio. No, ma quale lavorare? Cosa dici pure tu? Non c'è bisogno di lavorare, con questo lo metti, giochi la schedina e sarà 13. Quindi chi vuol comprarlo? Chi, signori? Ultimo Braccialemus. Sì, sento. Sì, un altro cliente. Vai, forza, potresti farcela. È l'ultimo! Sì, vieni, non perdere tempo! L'ultimo Braccialemus! Sì. Ma che c'è tu? Sì, e lei ha già fatto la coda? No, c'hai capito troppo corto. Ma allora tocca a lei! Ebbene, Vai. scusate le spalle. Girati. Scusate la faccia. Ebbene, ma presentati al nostro pubblico, di il tuo nome. Presentati al nostro pubblico, di il tuo nome. Ah, il tuo nome! No, a dire così. Così! No, tu chi sei? Tu. No, tu chi sei? All'anagrafe, come esci all'anagrafe? Io, la Sì. poeta, perché? Nel tuo documento cosa c'è scritto? Nome, cognome, indirizzo, via! Sì, Virticchio! Virticchio, ma dici Virticchio, cos'è che ti avvilisce? Tutti mi sputtano perché parla così! Signori, tutti lo sfottano perché lui parla così, con questa voce così misera, così stupida, idiota, da imbecille, quasi direi rincoglionito. Lo sapevi che mi sento più confortato? Sì, ma questo non è un problema. Quindi tu cosa vuoi stasera da Braccialemus? Vuoi una voce diversa? Sì. Una voce nuova? Sì. Una voce gutturale, cavernosa, suadente e persuasiva, magari alla Barry White? Non si può avere una voce normale? Certamente! E tu la potrai avere grazie. comprando Braccialemus che costa solamente 100 100 e 109? milioni! Allora fuori! Spese postali più IVA inclusa. Allora è buono! Ma certamente che è buono! Adesso Virticchio il cretino, dammi il polsino. No, non buttavo! No, il polso, questo! va bene, Ecco, dammelo là. Ebbene, adesso Virticchio il cretino, vai là dietro insieme a Pietro. Non so perché abbiamo un'idea! Lo so. Funziona? Certo, ma ci devi credere, ci credi? Io ci credo! E allora urla il nome del talismano al nostro pubblico! Non Urlalo! Braccialemus! Bravo! Già sento che la tua voce migliora, Virticchio! Un'altra volta, urlalo! Bene, vai pure là dietro, Virticchio! Ebbene, signori, prima che si compia il miracolo, gradirei il vostro intervento. Perché dobbiamo... Sì! Dobbiamo Ma io mi crederci un sento, po' no? tutti. Attenzione! Signori del pubblico, vorrei che urlaste insieme a me il nome del talismano. 1, 2, 3, Braccialemus! Sì! Sì, vi vedo carichi! Siete carichi! Siete fervidi! Siete carichi! E allora... Ma non dissero niente! No, l'hanno detto! L'hanno detto! Vai Pietro, sii fiducioso! Mi sta pigliando per fissa! Credici Pietro, ci credi? Sì! Ebbene Pietro! Se sei pronto, butta la prima stampella! Ho paura! Non ti preoccupare! Hai comprato Braccialemus, 100 milioni, buttala! Sì! Mezzo miracolo! E adesso Virticchio, più fiducioso che vai, butta anche la seconda stampella! Ma ce l'ho io! Sì, l'ultima! Poi c'è Braccialemus! La seconda no! Buttala! Braccialemus! Sì! E ora Virticchio, esce di qualcosa al nostro pubblico! Pietro che non terra! Scusate, ma...
ma questa la conoscete perché diventò famosa anche in Venezuela, vinse un hit parade, un hit parade. Lei gli diceva: se tu mi amassi, poi gli scriveva: se tu mi amassi, gli sussurrava: se tu mi amassi. Lui le rispose: ma no, che non ti amasso. È come quello, per esempio, che va in frutteria la mattina. Scusi, quanto costano i meloni al chilo? 5.000 e i cachi tra un'ora e mezza, a seconda come avete cotto.